Quel giorno, 12 aprile 1970, la palla per il gol dell'1-0 che spalancò al Cagliari le porte del trionfo dello scudetto, gli raccontò proprio lui, il veneziano Mario Brugnera, che oggi ricorda così, commosso, rombo di tuono, il suo capitano scomparso lunedì scorso. È stata la partita col Bari, quando ci siamo accorti che abbiamo vinto 2-0 e abbiamo vinto lo scudetto. Lui, se voi guardate, mi è passato vicino e mi ha detto: Mario, sai, dammela come sei te. Allora gli ho fatto questo grande cross e lui in tuffo di testa e l'ha messa dentro. Lì siamo andati sul 1-0, poi nel secondo tempo è stato Gori che ha fatto il secondo gol. Brugnera, nato e cresciuto anche calcisticamente al Lido di Venezia con la maglia del Nettuno Lido, poi è approdato tra i professionisti alla Fiorentina prima di arrivare a Cagliari. Qui, come Rivera, ha scelto di trasferirsi una volta conclusa la carriera. Vive tutt'oggi a Cagliari, dove ha una scuola calcio e ha partecipato ai funerali di Riva. Non dimentichiamo che lui in 30 ha fatto 35 reti con 42 partite, è stato il miglior goleador e insomma è stato il miglior goleador che ha avuto l'Italia. Ciao Gigi!